Bentrovati. Vengo spesso accusato di essere contro Berlusconi e sono orgoglioso però di esserlo, perché l'ho sempre ritenuto un personaggio pericoloso per il mio paese. In questo ventennio ho cercato di convincere quei cittadini che hanno creduto alle menzogne di questo pregiudicato, ma ancora oggi molti, troppi, sono ancora ipnotizzati da lui e dai suoi cortigiani. Ma la rinascita di Forza Italia dovrebbe far riflettere anche questi irriducibili che pensano al Caimano come ad uno statista. Venerdì scorso il satrapo di Arcore ha deciso da par suo di sciogliere il PDL dopo che qualche anno fa lo fece nascere issandosi sul predellino di una macchina in piazza San Babila a Milano. Ha deciso d'imperio di riprendere il vecchio brand di Forza Italia e di azzerare tutte le cariche del PDL, anche quella di segretario, concessa a suo tempo al suo maggiordomo capo Alfano. I cortigiani presenti ne hanno preso atto all'unanimità senza fiatare, ma ormai il gioco è scoperto. Berlusconi ha deciso di giocare il tutto per tutto. Userà, costi quel che costi, i suoi maggiordomi parlamentari per tentare di salvarsi dal carcere che lo sta aspettando. Per questo ha una paura folle di perdere l'immunità parlamentare. Vanta il 99,93% di assenze dal Senato, eppure per non decadere da senatore è disposto a tutto, anche a travolgere l'Italia e gli italiani. Ma nonostante tutto, la parabola del Caimano è ai titoli di coda. E ora voglio entrare nel caso Maradona. Il caso nasce, come qualcuno sa già, da un'intervista che Maradona ha rilasciato a Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Quando Fazio ha chiesto lumi sui 39 milioni che deve ad Equitalia per evasione fiscale, Maradona ha risposto con il gesto dell'ombrello. Apriti cielo, è scoppiato il finimondo. Il vice ministro dell'economia Fassina ha dichiarato che è un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con determinazione. Ma il massimo dell'ipocrisia e del ridicolo lo ha raggiunto Brunetta, che è riuscito a dire tra varie amenità che quell'atto volgare di offesa irride la legge e gli italiani onesti, aggiungendo che Maradona è stato elevato a testimonial dell'evasione fiscale in casa di chi paga il canone per vedersi sbeffeggiato. Pensate, Brunetta, capogruppo alla Camera del PDL, afferma che Maradona irride la legge e gli italiani onesti, quando tra le fila del PDL ci sono decine di parlamentari inquisiti o condannati e il suo padre padrone è un personaggio che ha una naturale capacità a delinquere. Il suo partito ha come coordinatore Denis Verdini, uno accusato da varie procure di reati come corruzione, associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa e molto altro ancora, e che davanti alle telecamere di Report, la trasmissione della Gabanelli, ha detto senza arrossire che ha preso 800.000 euro in nero. Beh, io credo che Brunetta stia prendendo per i fondelli in maniera davvero oscena gli italiani onesti. Comunque, per ritornare a Maradona, la storia della sua evasione fiscale è diversa da come viene rappresentata dai media. Ecco come si sono svolti i fatti. Ai tempi in cui il Pibe de Oro giocava nel Napoli, la commissione tributaria della Campania contestò dell'evasione fiscale sia al presidente di allora Ferlaino che ai giocatori Careca, Alemao e Maradona. Dopo vari gradi di giudizio, Ferlaino, Alemao e Careca vennero totalmente assolti dall'accusa di evasione fiscale. Anche Maradona sarebbe stato assolto, ma non fece mai ricorso alla prima sentenza che lo vedeva condannato assieme agli altri 3 coimputati, perché dice di non aver ricevuto la notifica della condanna, visto che nel frattempo se n'era andato dall'Italia. E così la prima sentenza della commissione tributaria campana, che lo condannava come evasore fiscale, è diventata definitiva, anche se nel 1994 il Tribunale di Napoli archiviava la posizione di Maradona escludendo che il campione argentino fosse un evasore fiscale. Per cui, alla luce di questi fatti, Maradona non è un evasore fiscale e quindi non ha rubato nulla agli italiani. Si è solo dimenticato di ricorrere contro la sentenza che lo condannava. Per completezza di informazione, dei 39 milioni di euro che dovrebbe al fisco, sono 6 quelli riconducibili alla sentenza della commissione tributaria. 33 milioni sono interessi di mora e sanzioni di Equitalia. Questi sono i fatti, i semplici fatti. Per cui l'onorevole professore e Nobel mancato Brunetta può stare tranquillo. Il testimonial dell'evasione fiscale
e anche della frode fiscale del paese rimane sempre lui, il suo padrone, il Caimano. Ci vediamo giovedì prossimo.